Pronto? Pronto? Sì? Sì, ciao, sei Carlo? Pronto? Sei Carlo? No, sono il figlio. Ah, scusa, io dovevo parlare un attimo con Carlo, sono Gioia del telefono sexy. Gioia? Sì? Ma anche tu hai una bellissima voce, sai. Del telefono? Telefono sexy? E da dove chiami? Chiamo da non te lo posso dire. Carlo ha fatto, come dire, un abbonamento per telefonate sexy. No, non è possibile. Perché? Mio papà ha 84 anni e credo proprio che le telefonate sexy non lo interessino più. Ma lo sai che tu hai una voce meravigliosa? Sì, io ho una voce meravigliosa, ma mio babbo è a letto che riposa. Ecco, senti, allora la posso fare con te questa telefonata, perché io devo farla in tutti i modi, sennò perdo il posto. Senti, ma tu come ti chiami di nome? No, non importa, grazie. Ma ti voglio fare tutti i lavorini. Ah, questo era un maschione, che maschione. No, lo richiamo. No, 84 anni a letto e riposa. Pensa un po' te, Pensa un po' tu. Ma ce la facciamo col figlio. No, ho richiamato il figlio. Sì, ma guarda un po'. 84 anni, ragazzi. Beato lui che ci arriva. Dunque, vediamo. Pronto? Sì, pronto? Sì? Sì, buongiorno. Senta, abbia pazienza, ma poco fa le ha telefonato una nostra telefonista sexy, per caso? Sì. Ecco, il fatto è questo, guardi, le volevo dire che non era una presa di giro né niente, no? Un certo signor Carlo che risponde a questo numero ha fatto un abbonamento per telefonate sexy. Lei controlli, non so, chieda, ha detto che è suo padre. 84 anni. 84 Si fa l'abbonamento per le telefonate sexy. Ma vede, guardi, noi abbiamo moltissimi anziani che fanno questi abbonamenti. No, quindi ma mio babbo non è il tipo, guardi. Ma come fa a dirlo? Glielo chieda perché lui ha già pagato, ha pagato 1.200.000 lire per 10 telefonate. Ma mio babbo prende la pensione di 600.000 lire. Ma 600.000 lire l'ha messi da parte. Suo padre magari è uno che a 84 anni ancora si fa qualche seghetta, così, sono quelle cose che. Insomma, Dio mio. Ma guardi, non rompa coglione. Ma come coglioni? Ma come si permette di dire coglioni a me, Io sto facendo il mio lavoro. Alla luce del sole, chiaro? Ma lei come si permette a telefonare a casa di mio babbo? Ma no, a non casa sua. Ma come si permette lui di fare gli abbonamenti e poi non venire al telefono? Ma chi l'abbonamento? Gli abbonamenti sexy, al allora telefono lei sexy. mi faccia avere la ricevuta. La ricevuta ce l'ha già il signor Carlo, c'ha già la ricevuta del Vaglia, gliela chieda. No, allora, non è possibile. Lei mi mandi la fotocopia e poi vedrà che io la denuncio a lei. Io le mando 1000 fotocopie, non una, ma 1000 fotocopie. Gliela mando? Ma io non solo mando la fotocopia, io mando anche le persone a un certo paese, ha capito? Ma adesso deve andare a pigliare nel culo come si dice noi in Maremma, ha capito? Dai Maremma Maiala! Oh! Ma Maremma Maiala, guarda un pochino. Com'è? È abbastanza cotto questo qui. Bisogna richiamarlo, perché. Ma guarda un pochino. Ma guarda un po', Ma chi gli ha fatto niente di male? Se suo babbo 80 vada lì, che vuoi sia. Piglia la pensione di 600.000 in 2 mesi si è fatto 1,2 milioni per fare abbi pazienza ecco l'ho richiamato non si può mica andare avanti così. Pronto? Sì? Sono il maresciallo Pamburio della squadra immobile. Mi scusi, ma lei sta ricevendo delle strane telefonate? Sto ricevendo telefonate che tra l'altro si figuri, questo qui ha detto che mio babbo avrebbe fatto un abbonamento di 1.200.000 lire per telefonate sexy. Ecco, allora guardi, noi siamo proprio sulle tracce di una persona che sta facendo questo tipo di telefonate. Non sappiamo bene il paese, perché tra l'altro era anche arrogante, capito? Arrogante. Ha detto di mandarmi la ricevuta e che poi l'avrei denunciato. Ma infatti noi, siccome stiamo ascoltando sulle linee per cercare di individuare questo tipo, che abbiamo avuto molte segnalazioni. Sì, prima ha telefonato una ragazza. Sì. E una ragazza ha detto allora a quel punto poteva parlare con me. Io gli ho detto di no e dopo 2 secondi ha richiamato questo tizio dicendo che Gentili Carlo ha fatto un abbonamento di. Ma senta, mio papà prende la pensione di 600.000 lire, ha 84 anni, poi lo conosco da una vita. Ma lei, se non sbaglio, questa persona l'ha mandata a fare in culo proprio con queste parole? O no? Lei con questo ha detto in culo o a quel paese? Mi scusi, perché a me è sembrato di sentire in culo. Sì. Ecco, sia attento con i termini, voglio dire, no? Perché. Ma come sta attento? No, si permette di telefonare a casa mia, ma con se le telefonate sexy. si permette. Questa qui è un'invasione
invasione di campo. Di ognuno che io non accetto. Ma vabbè, lei può riattaccare, mi scusi, in fondo, però le dico una cosa, siccome noi non abbiamo solamente trovato il suo numero, siamo risaliti al suo numero, ma non a quello di questa persona. Se lei per caso riceve ancora telefonate da questa persona o dalla ragazza, no? Me lo tenga in linea più possibile, così la becchiamo, va bene? Grazie, molto gentile. Buongiorno. E allora, appunto, indovina il telefono ora. Gioia la troia. Ma guarda un po'. Guarda un po', Voi l'avevate già capito che bravi che siete. Ma perché se la prende tanto? Perché se la prende tanto? Ma non lo so. Pronto tesoro? Scusa, ma io devo richiamarti perché ho bisogno, devo fare questa telefonata, se no perdo il posto, capisci? Sono sempre io, Gioia la Troia. Gioia? Gioia la Troia. Del Gioia telefono. la Troia. Sì, sono molto Troia. Cognome. Ti piace? Sento che allora a questo punto ti sei piuttosto ammorbidito. Senti, ma io non capisco perché tu insisti a telefonare qui guarda, proprio senti, lo sai perché ora sto telefonandoti? Perché ho sentito questa tua voce così bella, profonda, e mi sono veramente eccitata, al di là di quello che è il mio lavoro mi sono eccitata veramente, sai? Sì, tanto. Lo sai che sono seminuda? Senti, ma e perché telefoni continuamente? No, io è la seconda volta. Avete sbagliato persona. Io è la seconda volta che telefono. Senti, anche se ho sbagliato persona, ti prego, tienimi in linea perché altrimenti mi buttano fuori. Io devo farla questa telefonata, capisci? Chiunque l'abbia pagata, io devo farla. Ma qualcuno l'ha già pagata? Sì, ti ho detto, sono state pagate 10 telefonate e a me hanno dato questo numero, non c'entro niente, poi qui c'è un centralino che fa i numeri, io non so, io so solamente un nome di battesimo che era Carlo, ma forse non so se è stato questo Carlo o altri a pagare questa telefonata. Altri, perché figuriamoci, ti assicuro che il mio babbo non c'entra niente con ma probabilmente sarà così. Stai perdendo tempo. Non sai perché a volte fanno degli scherzi, magari spendendo i soldi hanno mandato magari un vaglia a nome di tuo padre, capisci? Ma di 1.200.000 perché se sono 10 telefonate 1.200.000 perché ogni telefonata costa 120. Si diventa a buttare via soldi. Non lo so, ma del resto, vedi, io se non faccio questa telefonata, io devo fare il mio dovere, sono 10 minuti di telefonata, ho bisogno in tutti i modi di farla. Sai, sì, ma io non posso stare 10 minuti al telefono per ascoltare quello che mi dici, io c'ho da fare. Sì? Capito? Ma guarda, amore mio, io sono veramente sconvolta dalla tua voce meravigliosa. Scommetto che sei un uomo grande, grosso, peloso e ben dotato. Non c'è problemi. Fammi il favore, riattacca. Aspetta, scusa che mi stanno suonando alla porta. Scusa, mi stanno suonando alla porta un attimo. Che c'è? Ehi, sei tu che fai la telefonata? Ma io non c'entro niente. Sei tu che fai la telefonata, vieni qua. No. Portalo via, Caputo. Che è questa qua che fa la telefonata? Abbiamo beccato, Pronto? Sì. È sempre in linea. La ringrazio veramente perché noi eravamo anche molto vicini e non lo sapevamo all'appartamento di questa persona. È una persona di sesso incerto, cioè è una che fa l'uomo e la donna insieme, capisce? È questa persona che si diverte a fare questi scherzi, ma l'abbiamo beccata, adesso lei può stare tranquillo. Anzi, la ringrazio per questa sua collaborazione, l'ha tenuta in linea, no? Ma io ho tenuto in linea, è 4 volte che mi telefonate. No, che mi telefonate? Io è la seconda, cioè io mi trovo a parlare con lei per la seconda volta. Questa donna, non so, l'ha telefonato 2 volte se non sbaglio. Sì, e poi mi sembra un altro tizio, che noi siamo sempre in ascolto, un altro tizio che poi era sempre lei, era sempre questa donna che parlava anche con la voce di uomo, cioè era un uomo che parla con la voce di donna. Insomma, lei, la ringrazio, ci ha fatto, a questo punto non sarà più disturbato. Mi scusi, cioè ha assistito un po' a una scena, l'abbiamo portata via. La ringrazio e poi le dico un'ultima cosa, che anch'io sono sempre io praticamente, cioè io ho fatto la donna, ho fatto l'uomo, ho fatto il maresciallo, va bene? E tu, caro mio, hai creduto alla donna, hai detto c'era una signorina e poi c'era un uomo e poi c'era il maresciallo e insomma, fatti furbo, via, ciao. Ha riattaccato. Vabbè. Beh, effettivamente lui quando ha parlato al maresciallo ha creduto a tutta la situazione, ha detto c'era una signorina, c'era una donna, poi c'era un uomo e poi c'è questo e quell'altro. A sto punto direi proprio dopo. Pronto?
Pronto? Sì, buongiorno. E c'è Franco, per favore? No, non è ancora arrivato, Franco. Ho capito. Senta, io sono Gioia. Sono Gioia del telefono sexy. Dovevamo fare questa telefonata erotica, ma non so come mai. Mi hanno detto quest'ora, pensavo che ci fosse. Ah sì? Sì, sì. Vabbè, guardi, allora se ha tanto bisogno di determinate cose, mio marito è anche un valido... Un valido? Amante. Sì. Allora gli telefona... Mi fa piacere. Verso l'1:20 sì. E gli fa la telefonata erotica che vuole. Certamente non l'ha ordinata lui, l'ha già anche pagata, per cui non c'è nessun problema. Ne ha ordinate 10. Ha fatto un abbonamento per 10. Non mancare certe cose, sa cara. No, sa cara, guardi, sa cara, a me non me lo dice, sa, perché io faccio il mio lavoro, sa. Il mio lavoro è solo fare l'amore per telefono. Io faccio il numero mi è stato fatto da qui, dal centralino. Io sì, so solamente che... allora il numero che vuole. No, io so Franco, devo parlare con Franco. Ecco. Di Franchi a questo mondo ce ne sono tanti. Allora aspetti un attimo. E non credo che mio marito abbia bisogno di telefonate erotiche. Aspetti, allora ecco. un attimo solo glielo faccio dire da qui, dall'addetto il numero. Mi scusi un attimo perché qui, se no altrimenti lei non ci crede, perché no, certo io sto facendo... Aspetti un attimo, e per carità di Dio. Ad ogni modo, allora corrisponde il numero? all'1:30 a casa. Ma corrisponde il numero? Corrisponde sì, il numero. E allora vede che corrisponde. Io non mica me lo sono inventato, mi scusi, non l'ho fatto io materialmente. Io non è che sto dicendo che lei si è inventata il numero, io sto dicendo che forse si era sbagliata il numero, perché invece di 63 se fa... Sì, no, io l'ho detto il numero, io l'ho detto il numero giusto, però mi scusi, capite, pazienza. Io devo fare questa telefonata erotica, se no mi buttano fuori, capisce? Ah, va bene, ma lei si preoccupi, la faccia pure a mio marito. Anzi, lui ha proprio scelto me, ha scelto Gioia la Troia, come era scritto sul coupon. Ha scelto proprio me per fare questa telefonata erotica. Ha scelto sì. Chi? Gioia Troia? Gioia la Troia. Questo è il mio Gioia nome. la Troia? È il mio nome di battaglia. Sì. Complimenti di questo nome. Sì. Va bene, io non ho voglia più di parlare con lei, abbia pazienza. Ma se la rifaccia con suo marito, che c'entro io? Lei può fare il lavoro che vuole, io non giudico nessuno. Nessuno mi può giudicare. Con me lei non può parlare, perché io non voglio parlare con una Gioia Troia. No, non sono, no, guardi, forse non ha capito, non sono Troia, sono Gioia la Troia, sono Troia con Gioia. Madonna, insomma, bisogna, questa va richiamata nel senso che questa donna l'ha presa un po' male, non ci credeva, poi gli ho detto il numero, che voi non avete sentito perché evidentemente non potevo mandare il numero in diretta, e ha dovuto in qualche modo, accettare la cosa, ma ora la richiamo perché insomma non si può sprecare una telefonata con la signora. Pronto? Pronto? Sì? Sì, vorrei parlare con la signora che ha risposto prima al telefono. La signora, la moglie di Franco. Ecco, me la può passare per favore? Sì, perché che è successo? Lei chi è, il signor Franco? No, io sono il suo figliolo. Il figlio, vabbè. No, niente, parlavo con non io, parlavo una mia impiegata qui con sua madre. E purtroppo lei ha risposto male, non capisco perché, visto che il signor Franco ha fatto questa ordinazione di telefonate sexy, insomma non c'è niente di male, capisce? Pronto? Ma a me mi sembra strano che mio papà aveva fatto... Ecco, noi non vediamo, cioè la stranezza a volte sta nelle persone, non in noi facciamo il nostro lavoro, capisce? Questo è un telefono erotico e quindi è stato fatto un abbonamento per 10 telefonate, versando lire, 1.200.000 lire, e ho detto 2 volte lire, ma non importa. Ecco, quindi praticamente lei mi capisce, queste telefonate vanno fatte, questa ragazza ci è rimasta veramente molto male, non tanto perché non è in casa il signor Franco, quanto perché le è stato risposto, è stata trattata da Troia, ecco, e questo insomma sono telefonate e basta, capisce? Quindi comunque mi farebbe piacere se mi ripassasse sua madre, perché non vorrei sprecare la telefonata, grazie. Lui è un ragazzo, ecco, è un ragazzo ragionevole, lui è ragionevole, lui è molto ragionevole, la mamma è isterica. Pronto? Pronto signora?
Sì? Senta, buongiorno. Io ho parlato anche con sua figlia adesso. Io sono qua del telefono erotico. Ma senta, ma mi rompa meno, Ma signora, aspetti, mi faccia parlare. Abbia pazienza. Ma io non voglio parlare con voi, va bene? Lei deve parlare con mio marito, Lo non so, con me. ma siccome Perché lei a me non mi ho interessa l'impressione niente che abbia questa bisogno di un po' di cazzo. Io vorrei farle una telefonata cosa. erotica. Prima di tutto Io mi chiamo non sento Ugo. niente di quello che sta dicendo. Ma come non sente niente? Per telefono come faccio a farglielo sentire, mi scusi? Io. Ma caro mio, non ho bisogno io di sentire certe cose. Ma io la sento un po' nervosa. E gli passa dalla bocca. Ma a lei, signora, non ho capito. Nervosa com'è? Non lo so, ma guarda. Ma voi pensate voi. Questa... Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa un ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete